Ciao, oggi beauty box di settembre. Prima di tutto vi dico che sulle labbra, forse è anche un po' gli ultimi giorni che li porto, forse, e ho messo questo fucsia di Nabra che è della collezione natalizia ed è il Vivid Velvet. E l'ho usato molto questo, tra questo e quello di Fenty sono i due fucsia che ho utilizzato maggiormente questa estate. Adesso passiamo alla beauty box. La beauty box di questo mese è fatta così, happy birthday, perché c'è il compleanno, se non ho capito male, delle beauty box, che la prima dovrebbe essere uscita in settembre, ma non so di quale anno. Comunque apriamola e vediamo il suo interno, è così sull'azzurrino, e vediamo i suoi prodottini. Eccoli qui, questi sono i suoi prodottini, adesso li vediamo uno ad uno. Come al solito al suo interno c'era anche il giornale Elle scritto in inglese e la Beauty Box Edition, questo qui, che è come si chiama, non mi viene da dirvi il nome, comunque c'è la spiegazione dei prodotti che ci sono al suo interno, poi qualche altra chicche di beauty. Allora, vediamo la beauty box, cosa c'è al suo interno. Dell'Oschia c'è questo detergente per il viso. Questo detergente per il viso è la prima volta, se non sbaglio, che mi succede che trovo un prodotto doppio, nel senso che nei mesi, perché dovrebbe essere un anno oggi che pure io ho iniziato con queste beauty box. E questo detergente dell'Oschia l'avevo già trovato in un'altra beauty box, l'avevo finito, mi era piaciuto e lo avevo anche preso, che infatti giù in bagno ce l'ho quello full size preso proprio, e questo è di scorta, diciamo. Questo detergente viso ha dentro la vitamina A, C e D ed è un detergente detossinante. Poi prendiamo un altro prodottino, questo prodottino della Molti Brown, questo qui è un gel doccia all'arancia e bergamotto. Ogni tanto trovo di questo modo, dovrebbe essere già il terzo, che mi ricordo io, il terzo che trovo detergente per fare la doccia dentro la beauty box, sempre di profumazioni diverse, e questo qui è all'arancia e bergamotto. Poi un'altra cosa di beauty invece della Pixi, ho trovato questo lucida labbra, dovrebbe essere, adesso lo sgocciamo, aiuto, è tutto incartato. Infatti mi ero chiesta, chissà se è incartato, che io lo volevo sgocciare. Adesso lo proviamo e dovrebbe essere, sì, è un lucida labbra, quasi non si vede, non si vede quasi, sa di menta. Non so se siano di quelli che danno volume alle labbra. Di solito quelli che hanno questa profumazione sono quelli che danno volume alle labbra. Vedete, non si vede praticamente niente. È questo lucidino qui. Questo qui è questo della Pixi. Giriamo pagina e andiamo con gli ultimi tre prodottini. Della Caudalie un contorno occhi, questo qui è un contorno occhi e questo è interessante perché di solito mi trovo benissimo con il contorno occhi dell'Avocado della Kids, ma proviamo anche questo marchio e vediamo com'è. Poi una, come si chiama? Una bomba da bagno. Sono tipo quelle della Lush, queste qui, soltanto che questa è del marchio, è un'edizione limitata di Look Fantastic per il compleanno, ed è questa qui, vediamo, per celebrare il quinto, qui lo trovo scritto, per celebrare il quinto compleanno.
anno di look fantastico di queste box, penso. Volevo vedere la profumazione, però non trovo scritto niente. Comunque sono quelle, le bombe da bagno da buttare nella vasca. Per finire, l'ultimo prodottino è della Sleek, e adesso, se riesco ad aprire la confezione, proprio se riesco, ma come l'hanno... Ah, adesso ho capito, l'hanno chiusa con... così la rompiamo, perché ci hanno messo un po' di scotch qui e non riuscivo ad aprirla. Questa qui della Sleek, questo qui è una matita per le sopracciglia. Questa è la confezione, questa è la matita. Allora, beh, da questa parte c'è lo scovolino, da quest'altra c'è la matita che è fatta così. Sono di quelle squadrate, io le chiamo, che è fatta così. Vediamo la colorazione, a parte che con quello che io, se scrive, vediamo la colorazione. È un po' dura come mina, forse è meglio per farsi le ciglia che sia dura. Cerco di farvi uno swatch e sto tentando di farvi uno swatch. Questa qui è la colorazione. Beh, come colorazione mi andrebbe anche bene, ma il fatto è che io vado dall'estetista a farmi sto tentando di capire dove vanno piegati questi capelli, perché ho la frangia che inizia a diventare lunga, per cui la giro di qua e di là. Beh, ma mi va bene così, che inizino anche a crescere. E comunque vi stavo dicendo che vado dall'estetista a farmi le sopracciglia, e sia me le spenna e mi fa anche la colorazione. Ok, io per questa beauty box vi saluto qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!